Ciao ragazzi, il sottoscritto e Anubi di dietro vi danno il benvenuto nel mio canale. Oggi siamo diretti in Valle Scrivia e precisamente a Vobbia. Ora noi prendiamo l'autostrada, usciremo a Isola del Cantone per andare a visitare il castello di pietra tramite un percorso più lungo rispetto a quello che c'è, molto più breve, che porta al castello stesso, per fare una bella gita, una bella passeggiata, e si chiama il Sentiero dei Castellani. È un sentiero abbordabile, la lunghezza del sentiero può andare intorno a un'ora e mezza di cammino, dipende sempre come ci mettiamo in condizioni di camminare. L'importante è andare tranquilli, metterci il tempo dovuto, metterci il nostro tempo, fare quello che si vuole senza scoppiare. Il castello di pietra è un castello fantastico, proprio incastrato come se fosse una pedina di un puzzle dentro a due rocce. Ci sono le visite guidate all'interno del castello dove spiegano un po' tutta la storia. Ora vi lascio e ci sentiamo tra un po' quando arriviamo. Dunque ragazzi, noi siamo arrivati da questa parte. In che senso? Usciti a Isola del Cantone, si prosegue poi per Vobbia, si passa a Vobbietta dove c'è il lago Savio, un laghetto artificiale sulla sinistra, si prosegue per Noceto e si arriva poi in prossimità di questa stradina qua sulla sinistra che porta in località Torre. Proseguendo qualche decina di metri si cerca un posto per la macchina, si torna poi leggermente indietro e poi da questa strada dove deve iniziare il percorso, il Sentiero dei Castellani. Dunque percorso diciamo una sessantina di metri, si arriva a questo punto e qui c'è l'indicazione che indica la strada al castello, che non penso che sia proprio questa. Il segno da seguire è quella croce gialla, infatti qui c'è di nuovo il segnale con la croce gialla e forse là nell'angolo ci dovrebbe essere l'inizio. Ora guardiamo cosa dice. Eccolo qua, allora il segnavia, Sentiero dei Castellani, sono 4 km, un paio d'ore. Ci sono delle tappe. Queste tappe segnano la storia dei Castellani che lavoravano in questa valle. Questo è il castello, sarà chiuso e dovremo accontentarci di vederlo dal di fuori. Qui c'è un volantino che indica quando il castello è visitabile. Ora prendiamo questa passerella e iniziamo il percorso. E qui sulla sinistra c'è una deviazione, che ora guardiamo un po' cos'è, dove c'è un'indicazione Parco Antola. Ecco la tappa. Bene. Questa è la tappa numero 1, il Poggetto. E di qua si può cominciare ad ammirare la valle. Dunque, non vorrei sbagliare, ma in cima al primo monte sulla destra mi sembra di scorgere il castello. Praticamente dobbiamo andare lassù. Su questo sperone di roccia chiamato il Poggetto una volta c'era una torre di avvistamento. E qui abbiamo visto la prima tappa, il Poggetto. E ora proseguiamo l'arrampicata. Anche se la salita non è ripida, la base del sentiero non è proprio, diciamo, molto liscia. Ci sono molte pietre, roccette, pertanto sono consigliate scarpe da trekking o scarponcini. Andiamo a Nubi.
Qui incontriamo sulla destra questa deviazione che conduce in località Torre Bricchetti, 2500 metri, però non è il nostro obiettivo. Noi proseguiamo sul sentiero principale seguendo la croce gialla. Se non sbaglio ci stiamo avvicinando alla seconda tappa del sentiero. Qua ci sono dei ruderi, esatto, il secchereccio, e questi sono i ruderi del secchereccio che potrebbe significare un luogo dove facevano essiccare. E dato che siamo poi nella zona del castagno, le castagne, ora proseguiamo. Eccoci arrivati all'altra tappa, la terza, che è la piazzola del carbone, che possiamo vedere lì davanti. Questo deve essere stato ai suoi tempi un forno fatto così con i tronchi, dove veniva prodotto il carbone di legna. Una cosa molto antica e molto interessante. È interessante questo percorso perché hanno creato un punto turistico arricchito della storia di centinaia e centinaia di anni fa. Ed eccoci arrivati alla quarta tappa, il conglomerato. A vederla così sembrerebbe una massa di sterpaglia, però stando a quanto viene riportato non è proprio un posto povero. Aspetta, mia Nubi, fermo. Fermo. Qui siamo nel canyon della Valvobbia. Ed eccolo là. Se riuscissi ad avvicinarmi, io col cellulare sono una frana. Sì, e poi è il torrente che si costeggia venendo in su da Norceto, da Vobieta, cioè. In questo punto bisogna fare un pochettino più attenzione. Come vediamo sulla destra c'è una catena fissa per chi potesse avere problemi, perché qui comunque sia un bel salto. Ecco di nuovo il canyon e noi proseguiamo. Siccome noi siamo dei piccoli Indiana Jones, non usiamo la catena. Qua ci addentriamo all'ombra. Guardate che bello, c'è bello fresco, che piace. Ecco qua di nuovo il segno della croce. E siamo arrivati comunque all'altra tappa. Fermo, Ciccio? Guardiamo di cosa si tratta. Fermo. Il bosco misto, la tappa numero 6. Sarebbe questo tratto, questo punto. Per gli intenditori non ci sarebbero problemi a riconoscere le piante. Io purtroppo sono un asino ed è anche assurdo che, piacendomi questo genere di cose, camminare, andare per boschi, non mi documenti un po' per imparare a riconoscere le piante. Non è bello. Il problema però poi è la memoria, che potrei anche leggere, poi mi dimentico, ma scordo. Comunque è bello, un bel bosco. Cosa stai facendo, la vedetta?
Non dirmi che hai sentito qualcosa, eh? Vai, piano. Perché quando siamo in cima bevi poi.